governo, quindi al primo ministro e al ministro degli esteri, ai presidenti delle commissioni cultura, Camera e Senato, ai presidenti dei due rami del Parlamento e alle commissioni, ai comitati per gli italiani nel mondo, un progetto di legge di riforma, un progetto di legge per la diffusione delle lingue culturali italiane. Non parliamo più di riforma della 152, perché sembra già questo molto anziano e lontano dagli obiettivi. Abbiamo avuto in questo incontro una disponibilità al Senato, credo che il Senato abbia preso seriamente in questione, sta lavorando anche con alcune indagini conoscitive per approfondire la questione. Ci sono nei due rami del Parlamento altre proposte di legge presentate da deputati e senatori e abbiamo constatato, questo lo dico con molta, in questi 2 giorni, che invece non abbiamo un riscontro, quindi senza dare nessun aggettivo positivo o negativo, da parte del governo. Ho avuto solo la sensazione, una mia sensazione personale, che credo sia quella giusta, che almeno all'interno degli addetti ai lavori a livello dell'amministrazione, e in modo particolare del Ministero degli Affari Esteri, un piccolo segno io l'ho colto. Ho capito che sono piuttosto sulla difensiva. È vero che la proposta di legge che noi presentiamo riguarda soprattutto, probabilmente al di là dei contenuti seri sulla lingua e cultura italiana, anche la struttura. E la nostra proposta di legge, proprio per il coordinamento generale, tenuto conto anche del nostro lavoro fatto e della fotografia fatta con gli altri stati a noi vicini, come la Germania, la Spagna, la Francia, proponiamo una creazione di un'agenzia sotto il cappello della Presidenza del Consiglio. Questo ha messo un pochino a scombussolare i piani all'interno e c'è una reazione abbastanza scontata. Però noi quello che credo la sintesi della discussione di questi 2 giorni è che pensiamo che il governo non sia in grado in questo quadro, però non abbandoniamo l'idea che io mi riaccingo a riscrivere al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri, che almeno nel quadro delle riforme, questo è un governo che fa molte riforme, per gli italiani all'estero, questa è la riforma delle riforme, o riesce a fare. Se nel quadro delle riforme chiediamo che per gli italiani all'estero la riforma delle riforme e la diffusione delle lingue culturali italiane deve diventare fin da domani, se il governo lo vuole, l'obiettivo di arrivare a quello 2018 con un'altra visione. Non va bene quella nostra, ma che ci sia un'altra, noi siamo pronti a discutere. Però ci vuole la riforma delle lingue culturali e abbiamo chiesto, e credo che sia una questione fondamentale secondo me in questa fase, soprattutto che il Parlamento assuma una proposta parlamentare piuttosto che aspettarsi una risposta dal governo. Quindi noi lavoreremo su 2 campi. Per quanto mi riguarda, io credo più che il Parlamento possa veramente fare, se la volontà c'è, un'azione parlamentare che piuttosto che un'azione aspettarsi una proposta da parte del governo. La proposta nostra mette la lingua e la cultura italiana nel quadro del sistema paese, nel quadro dell'internalizzazione dell'Italia e quindi non solo finalizzata ai corsi di lingua e cultura italiana. Quindi i vari aspetti del sistema paese dovrebbero far parte della questione della lingua e cultura.